I sigilli dell'autorità giudiziaria non sono bastati a tenere lontani i malviventi dalla villetta degli orrori di Via dei Lotti a Gemona del Friuli, tragico scenario di uno dei fatti di cronaca nera più efferati degli ultimi tempi. Nella notte i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Tolmezzo hanno arrestato un uomo di 37 anni, residente nell'Interland udinese, sorpreso a fare irruzione proprio all'interno della proprietà dove si consumò l'omicidio di Alessandro Venier. A tradire l'intruso sono stati i rumori sospetti provenienti dal giardino della casa, avvertiti dai militari durante un normale pattugliamento della zona. Una volta entrati nel cortile, i carabinieri hanno bloccato l'uomo mentre tentava di mettere in moto una Fiat Panda bianca, anch'essa sottoposta ovviamente a sequestro nell'ambito delle indagini sul delitto in quanto auto della vittima, Alessandro Venier. Il 37enne si era introdotto nella proprietà con un piano preciso e tutto l'occorrente. Addosso aveva una chiave universale e diversi attrezzi da scasso, mentre accanto all'auto sono state ritrovate una batteria, una tanica di benzina e i documenti del veicolo, pronti per essere portati via. L'uomo, che si trovava già sottoposto all'obbligo di dimora per altre vicende, è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato furto e violazione di sigilli. Questo singolare episodio di scasso riaccende i riflettori, qualora ce ne fosse bisogno, su una vicenda dolorosa che ha sconvolto una comunità. Quella villetta è stata teatro infatti del brutale omicidio del 35enne Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi il 25 luglio dello scorso anno. Una vicenda che tra l'altro si appresta a vivere il suo momento decisivo nelle aule di giustizia. Il prossimo 20 luglio si aprirà il processo davanti alla Corte d'Assise. Alla sbarra ci saranno la madre della vittima, la 62enne Lorena Venier, e la compagna del giovane, la 31enne Melincastro Monsalvo, entrambe accusate in concorso di omicidio volontario pluriaggravato, vilipendio e occultamento di cadavere.